Fermo da 15 anni, è stato ristrutturato e finalmente inaugurato il Teatro Anatomico di Via Gabelli. Nelle foto storiche di 100 anni fa si vedono solo 3 studentesse in prima fila, il resto sono maschi. Oggi le cose sono cambiate, il divario tra uomini e donne è stato ampiamente superato nella facoltà di medicina dell'Università di Padova e a 100 anni dalla sua creazione e da quella foto il teatro ora viene restituito agli studenti. Per anni è stato inagibile, bisognava mettere a norma la struttura, abbattendo anche le barriere architettoniche, tenendo conto però delle prescrizioni previste dalla Sovrintendenza delle Belle Arti che lo tutela. Un progetto che ora è stato portato a termine e che dona a studenti e docenti nel suo splendore il Teatro Anatomico Morgagni. È rimasta la struttura, diciamo, come era all'epoca. Completamente innovative invece sono tutte, diciamo, le parti informatiche e multimediali dell'aula, per una didattica, se volete, molto più moderna rispetto a quella dell'epoca. Il Teatro Anatomico Morgagni, ultimo erede del teatro cinquecentesco di Fabrici d'Acquapendente, fu costruito a partire dal 17 luglio del 1920 su terreni dell'ex convento di San Mattia, caratterizzato da una configurazione semicircolare e attrezzato con tecnologie moderne per l'epoca, ospitava fino a 95 persone ed era progettato sia per l'insegnamento che per la ricerca. Da un punto di vista di certe ricerche, malattie rare ma non solo, morte improvvisa è il mio campo di battaglia di ricerca da sempre, è chiaro che tu scopri la causa della malattia, le malattie che portano a morte purtroppo, soprattutto questi giovani, soltanto facendo un esame autoptico. Poi un ospedale di terzo livello come il nostro, che è centro hub per malattie rare, per interventi all'avanguardia, il controllo qualità è fondamentale in medicina, anche quando le cose sempre meno, si spera, vanno male, quindi sapere se si poteva fare qualcosa di diverso, se quell'esame diagnostico, se quella TAC, quella risonanza non ci hanno svelato tutto, lo puoi fare solo con un controllo post mortem. Un luogo della storia che ora continuerà a fare la storia della medicina.